Parliamo di calcio. Parliamo un po' di Milan, che non parliamo mai del Milan. Parliamo Va un bene. po' della capolista. 4-0 contro il Benevento. Non ho neanche guardata la partita. Neanche gli Crotone. highlights. Crotone, sì, giusto. Doppietta Nemmeno di chi? io. Di Ibra e anche di Rebic. Neanche di Rebic. Mhm. Beh, c'è da dire che il Crotone è già in Serie B. Sì, Hanno poco o Mhm. niente nell'organico. No, vabbè, sì, infatti. Cioè, Crotone squadra da Serie B. Ogni tanto arriva in Serie A, ma magari fa anche quelle... Tipo, quando è che era... Che ci ha fatto rovesciata Simi a noi della Juve? 2 anni fa? Sì, Oh, tre Anche anni 3. fa. 3 Era anni quell'anno fa, in sì. cui mi sa che Si sono salvati l'Inter è alla arrivato in... Esatto, che l'Inter Non so. è arrivato all'ultima giornata con la Lazio e la Lazio alla penultima aveva pareggiato col Crotone, mi sa che era tutto lo stesso campionato. Che si è salvato poi alla fine, sì, il Crotone. Ma che impressioni ti dà questo Milan, Frade? Può vincere, può non vincere? Bah, allora, io sto cercando di essere il più ottimista possibile, quindi insomma, finché andiamo avanti a vincere, top. Però insomma, rispetto agli anni scorsi, io che comunque le memorie del Milan ce le ho da quando ha cominciato a giocare proprio male, insomma, sono contento di vedere una squadra così. Poi appunto non so come abbia fatto Pioli a far rinascere alcuni giocatori. Ho visto prima un post su Cialanoglu che ha fatto in 40 partite, ha fatto praticamente gli stessi gol che aveva fatto nelle 120 Sì, l'ho visto. precedenti. Mhm. Quindi Sì, c'è anche secondo me grazie a dipende anche dalla stagione in sé, magari gli stessi giocatori si svegliano un po' fuori, magari sono arrivate, cambiata la mentalità dopo l'ultima stagione, magari Ibra ha detto mi devo ritirare, almeno una stagione facciamola bene. Sì, beh, ma è quello cambiato tutto dopo il Covid dell'anno scorso, mi pare. Cioè, sì, quasi di punto in bianco. Sì, Non si era so visto cosa sia qualcosina. successo. Si era visto qualcosina a gennaio, subito dopo che è arrivato Ibra. Però dopo il Covid sì, è esploso il Milan. Non so, forse si sono rinfrescati un po' le gambe e la mente in quei 3 mesi a casa. Si sono svegliati fuori. Ibra Merito Sì, di comunque anche secondo me con l'arrivo di Ibra, perché poi l'ultima partita è stata tipo il 5-0 con l'Atalanta, no? Mm. E da lì non hanno tipo più persa una. Che è arrivato Ibra, secondo me anche un po' hanno aiutato il fatto di avere San Siro vuoto, perché comunque cioè io te ne tiro fuori uno per dire Calabria, ora come ora uno dei migliori al Milan. Io mi ricordo che a malapena giocava, lo fischiavano tantissimo poi, no? Quindi secondo me anche quello può aver aiutato un po' al Milan, insomma. L'assenza delle tifoserie, dici? Sì, giocano tanti giovani, come ha detto Ibra in un'intervista, che dice quando arriveranno i problemi veri sarà quando dovremo giocare per vincere al 100%, no? Che ci giochiamo proprio la classifica. Secondo me il Milan ha molti giovani forti che hanno un buon futuro, però magari la pressione di San Siro, cioè, ce l'avevano, compreso Calabria, che secondo me è il migliore attualmente del Milan come prestazioni. Vero? E Vero. quindi sì, poi è arrivato Ibra che vabbè, cioè sta facendo 2 gol a partita di media, cosa devi fare? Lo segui e eterno anche basta. lui comunque, Sì, cioè, come cosa quell'altro che ha 36 anni. Ibra quanti ce ne ha? 40? Ibra ne fa 40 a novembre. Pensa a te. Però Cazzo. sì, non ci sono più i calciatori di una volta, cioè oggi sono tutti super atleti, non c'è più il Ronaldo il fenomeno che a 30 anni torna in Brasile perché Beh, anche Kakà, per esempio, obeso. cioè anche lui ha smesso presto, relativamente. Sì, ma infatti Kakà non ha mai avuto, cioè, un fisico statuario come Cristiano Ronaldo. Vabbè, poi Ronaldo e Ibra Vanno secondo sul me sono talento. comunque di altri livelli, insomma. Quello Ibra sì. secondo Però me lo magari- vedevi da subito che avrebbe fatto, cioè sarebbe stato comunque a livello fisico sempre al top. Ronaldo ci ha Però magari lavorato si molto. alzerà la media, no? La media di quando la gente finirà di giocare a Sicuramente. calcio. Secondo me sì. Può darsi. Poi dipende anche da che giocatore sei, perché per quanto... Vabbè, Messi è tipo il dio del calcio, quindi non parliamo di Messi lui. può giocare da fermo. Messi può giocare fino a Infatti 50 anni. ho visto l'altro giorno un video, un gol di Messi tipo dell'anno scorso, in cui in tutta l'azione lui cammina
Per il Sì, campo ma gli lui- arriva palla e tira e fa gol. È Sì, proprio. sì. Tra Sì, l'altro, Messi- Lui se ha la squadra giusta può camminare, si trova sempre al punto giusto, sì, perché è perfetto. intelligente, però. Sì, che è quel giocatore che metti 3 driblomani in campo e lasci Messi in campo solo per tirare le punizioni e Sì, hai quasi può un po' la andare avanti partita fino a di 50 merito. anni. Sì, è un regista avanzato anche, è quello il discorso, cioè non fa solo, ormai non fa più solo la fase realizzativa, che No, comunque non ha mai infatti. fatto solo quello, però adesso, Mhm. forse anche prima, però è il centro del gioco, parte tutto da lui, ogni azione. Sì. Ma infatti ho visto anche, tra l'altro, sullo stesso video di cui parlavo prima, di quell'azione di Messi, si vedeva chiaramente che quando Messi gli arriva palla, tutti i suoi compagni iniziano a correre perché sanno Mhm. perfettamente che dovunque vanno lui li trova in qualche modo. Sì, tu devi andare, poi aspetti. Poi Cioè, ti lo sai arriva che la ti palla, arriva. infatti secondo me tipo Suarez tipo, è diventato uno dei più forti proprio con Messi di fianco che Beh, Jordi Alba, Sì, sì. cioè lui ha anche fatto la sì. fortuna grazie a Messi, possiamo dirlo. Sì, Sì. sì, Per è vero, è carità, vero. giocatori forti sopra la media, però hanno trovato uno che se hai di fianco ti rende più forte. Quella squadra della Champions del Barça, quella che hanno vinto contro lo United in finale 2010-11, mi sa. Mhm. 2011. 11. E anche quella squadra lì, secondo me, c'erano giocatori che non dico che non siano forti o non fossero forti, tipo, non so, David Villa, Pedro, erano comunque dei fenomeni, sono ancora dei fenomeni, vabbè, David Villa no, ormai, Mhm. però anche Pedro a me è sempre piaciuto. Però lì si vedeva proprio che erano al top perché, vabbè, cioè se giochi con Iniesta, con Messi, ti arrivano le palle perfette, quindi E hai è Guardiola lì. in panchina. Vabbè, anche quello, sì, sicuramente. Ma secondo me anche un Ibra fa questo con il Milan, cioè lui ha alzato la qualità generale con le prestazioni, con i numeri, con anche la mentalità. Quando un Quello campione sicuramente. arriva in una squadra, secondo me migliora tutto lo stato generale, no? Nel Mhm. 2011 l'aveva fatto tecnicamente con Nocerino. Ecco, è C'era vero, Nocerino è che era vero. proprio fatto quell'anno straforte perché c'era Sì, Ibra aveva che fatto tipo 10 fatto- gol, se non esatto. sbaglio. Invece adesso l'Ibra di adesso che è comunque è un cioè per carisma Ibrahimovic è forse il giocatore più carismatico che c'è in questo momento, è uno dei giocatori più Probabilmente. carismatici che ci siano mai stati. Quindi tu Mhm. sei un ventenne, un ventitreenne, un ventiduenne nel Milan e il boost mentale che ti dà Ibrahimovic è altissimo secondo me. Sì. Mhm. Sicuro. E parlando comunque di carisma, Juve-Roma, che poi Matti non abbiamo più, non ci siamo neanche mai viste dopo sabato, insomma. Dopo il Juve-Roma, fattaccio. secondo me lì si è visto proprio quanto è forte, quanto è carismatico, quanto è indispensabile Chiellini nella difesa della Juve. Perché Bro ha Da fatto una quando è tornato partita lui, cioè così, da quando è tornato lui la Juve ha messo a posto la difesa. un C'è gol poco da nelle ultime dire. 6 partite. E quel gol che vabbè, cioè proprio bruttissimo, quello di Lautaro, gliel'abbiamo regalato. Vabbè che tutti e Mhm. tre i gol in quella partita sono stati regalati dall'avversario, però comunque un gol in 6 partite, resto clean sheet e tutte 6 vittorie, quindi Sì, sì, beh, Chiellini poi l'avevamo detto che pure contro Lukaku, cioè si è vista la sfida, quanto è forte Chiellini, perché poi c'erano dubbi appunto, però cioè, rimane comunque uno dei difensori più forti al mondo. Poi come Quello ti marca sicuramente. lui, cioè in pochi veramente sono così tosti, duri. Però vedi contro l'Inter in campionato che aveva proprio Lukaku da marcare fisso, avendo un uomo sempre costante da tenere d'occhio, il livello generale della difesa si era un po' abbassato, no? Mentre Mhm. magari con la Roma, adesso io non l'ho vista la partita, non so, però non aveva un avversario da tenere d'occhio fisso, no, è o vero. comunque No, non ma importante infatti come la Juve Lukaku, secondo me insomma. contro la Roma, allora a parer mio, poi cerco di essere il più imparziale possibile, secondo me la Roma ha fatto una bella partita, ha fatto più tiri della Juve, ha creato più occasioni secondo me. Togli un attimo Cristiano Ronaldo, cioè la Juve ha fatto Vabbè, è quello il fatto. 3 tiri li ha fatti Ronaldo, quindi toglilo un attimo. Sì, sì, sì. Cioè abbiamo fatto tipo 10 tiri noi, solo che bisogna buttarla dentro. E boh, secondo me non ha fatto una brutta partita, però la Juve
al contrario di quello che tanti dicono, cioè si è dimostrata forte e sicura dietro, a mio parere. Ci ha fatto una partita impostata anche difensivamente. La partita Perché secondo comunque- me, prima di tutto l'ha vinta Pirlo. Perché secondo me, come avevo detto dopo la partita contro l'Inter, che il primo colpevole era Pirlo, questa partita Mhm. secondo me l'ha vinta proprio Pirlo perché è stata perfetta. Noi sapevamo che la Roma anche secondo me ha fatto una grandissima partita, cioè ha giocato bene, buona fase di palleggio sempre, l'ha tenuto il possesso, solo che comunque per quanto dici sia tirato, ha avuto più occasioni, tutto il primo tempo e i primi 10 minuti del secondo tempo forse ha fatto un tiro in porta. Occasioni nel senso Occasioni di è stato quel tiro di Cristante. cioè, creazioni di gioco, perché alla fine Sì, tiri sì, in quello. porta veri pericolosi pochi, perché ti No, fermavano infatti. prima. I tiri in Come modo porta, di quelli gioco, pericolosi, sono stati, vabbè, il tiro di Cristante all'inizio un del po' primo casuale, tempo. però Casuale, anche sì, quello. però anche quello lì non è uscito di molto. Mhm. E poi i tiri verso la fine, sì, quella sponda di Dzeko di testa e tiro di Carlos Perez, che Mhm. però comunque, cioè non dico fortuiti, però non Sì, potevano impensierire Szczesny. E invece, Mhm. per quanto riguarda noi, i 2 gol sono venuti fuori da Ronaldo, che è un fenomeno, e vabbè, cosa ci puoi fare? Lui gli arriva palla, sul 3 primo volte gol gli è nulla. arrivato. Cioè sul primo gol specialmente nulla, perché ti ruba un tempo di gioco, ha fatto in un decimo di secondo stop e tiro a 2 dita dal palo, non puoi farci niente, cioè No, infatti. non ti dà tempo neanche di uscire per coprire Però cosa vabbè. devi fare. Però vabbè, insomma, alla fin fine sì, si è visto che la Juve... Però io sono contento da Juventino perché comunque non abbiamo fatto una partita buttando via un sacco di energie. Perché abbiamo No, tre partite, cioè 3 partite alla settimana, alla fine 2 partite alla settimana, non giochiamo ogni 3 giorni, quindi serve tenere anche le energie. Sì, infatti la Juve è molto efficiente, infatti mi ricorda la Juve di Allegri, perché segna, almeno nelle ultime partite, poi non si fa più rimontare. Le squadre non riescono a fare qualcosa per abbassare il rating di efficienza della Juve. Se vuole fa gol, e questo è perché è Ronaldo, secondo me. Insomma, per Quello è vero, questo sì. è. Però anche il Milan Però quest'anno è molto efficiente. Cioè alla fine non le sta perdendo, non sta perdendo punti e quindi... Mhm. Come ha detto Pirlo, cioè se anche la Juve le vince tutte, però il Milan le vince tutte lo stesso, cioè noi non possiamo farci molto. Sì, poi dubito perché come ogni anno il campionato si vede le ultime 7-8 giornate, è sempre così. Se pensi l'anno scorso l'Inter è arrivata a -1 dalla Juve perché la Juve ha continuato a perdere le ultime. Vabbè che pensava già di averlo vinto il campionato la Juve a Quello è una il fatto, certa. cioè... Più che altro secondo me quest'anno è cambiata comunque la mentalità con cui si vede il campionato, mentre gli anni scorsi c'era questa sicurezza, quasi, almeno da me, Juventino, c'era quasi la sicurezza di vincerlo il campionato. Sì. Perché comunque non vedevi molta battaglia. Per quanto comunque negli ultimi anni non è che vincevamo di 20 punti, non abbiamo... però comunque eri sicuro. Quest'anno invece, a parte che non siamo primi, quindi non puoi essere sicuro. Però sì, c'è sicuramente più cioè, tutte le squadre sono abbastanza vicine comunque. Se guardi anche il Napoli, per quanto abbia perso 7 partite rispetto alla Juve che ne ha perse 2, è comunque abbastanza vicino, sono 5 punti forse quelli, con uno sì. scontro diretto ancora da giocare, ed è quinto il Napoli. Sì, gli scontri diretti influiranno parecchio, secondo me. Perché sì, hai sì. visto anche il Milan batte l'Inter in campionato ed è sopra. Il derby, L'Inter batte la Juve ed è sopra. quel derby ha dato La un Juve grande batte la boost. Roma ed è sopra. Però quindi secondo me comunque una delle stagioni di Serie A degli ultimi anni più belle. La migliore, Finalmente, probabilmente. 10 anni che era una merda. 8 O era anni che tipo era la una cosa più merda. bella al mondo anche, se la guardi da... Dipende. Beh, diciamo che dopo il quinto di fila basta, ti stufi un po'. Vabbè, Non vale Magari più arriverà niente. anche il 10° io quest'anno. vorrei il quindi. 10°, dai, almeno facciamo un numero tondo. Poi dall'anno prossimo dico, vabbè, posso accettarlo. No, Boh, vabbè, io davvero. comunque quando guardo il Milan quest'anno, poi non ho visto tutte le partite, però
cioè mi dà proprio l'impressione di una squadra quadrata, cioè perfetta quasi, non funziona tutto perfettamente. Dell'Inter, della Juve, di qualsiasi altra squadra, anche se la Juve a me piace molto quest'anno, per cui vabbè. Però il Milan mi sembra proprio, cioè entra in campo, sanno tutti quello che devono fare, hanno un gruppo secondo me molto molto bello, perché secondo me si trovano molto bene. E ora come ora la vedo una squadra che arriva fino alla fine a lottarsi lo Sicuramente. scudetto. Cioè, Funziona bene, hai ragione, gioca bene il Milan, tra l'altro. Forse il meglio tra le squadre lì davanti ed è efficiente, appunto. sì, fa sempre le partite giuste, quelle che deve fare bene. Cioè non è che dici, ok, la Juve hai più o meno presente qual è lo stile, no? Della Juve. Lo sai che giocano con gli esterni larghi, poi il trequartista McKennie, no? Così. La Roma lo sai che gioca in quel Conte. modo. L'Inter lo sai che gioca in quel modo. Conte. Il Milan invece riesce sempre a far partite diverse fatte bene. Cioè non so se Mhm. mi spiego. La Sì, vedo perché è un così. gioco più, potrei dire, completo, più si adatta più alle partite. Quando c'è da difendersi, si difende, quando c'è da spingere, spinge. Al contrario, metti di un Inter che fa sempre cioè quella è l'idea di gioco, no? E Sì, quindi mi sembra perdura questo. quell'idea. Ma la cosa appunto che dà questa impressione del Milan è secondo me l'avere dei giocatori come Rebic, che tecnicamente non è fortissimo, infatti spesso mi lamento per delle giocate tecniche che non sa fare, ma che prova comunque a fare, però lui è uno che corre dietro agli avversari, cioè attacca, finisce di attaccare e torna indietro. E abbiamo preso anche Vedi tutta Mandzukic che fa la mentalità stessa alla fine cosa. allora, Spirito, esatto, spirito di gruppo, sacrificio. che puoi ricollegare alla fine a Ibra. Mandzukic mi rode un po'. Perché a me è Ma ha sempre preso la piaciuto. 9. Ha preso la 9. Boh. No, cioè l'unico del Milan che non rientra e non difende è Leao, ma perché Leao Vabbè, glielo Vabbè, lascio Leao la può. testa fare. fra le nuvole. Cioè, Può fare. Fa Frappa. rap real. da quando Leao. è arrivato Ibra, Leao è diventato un altro giocatore, cioè tanto forte. Mhm, sì. Cioè, l'assist che ha fatto nel 2-1 di Ibra al derby, che ha fatto la finta, cioè ha cominciato a correre da una parte e un secondo dopo Sì, era sì, già sì. dall'altra. Tanto Lui forte. quando parte a correre, testa alta, è Poi incredibile. secondo me Poi gli una manca un po' tecnica l'ultimo spaventosa, tocco, però. sempre. Spesso, La decisione anzi. forse sì. Vabbè, quello Tipo perché è Hakimi. piccolo, Hakimi, cioè è giovane. l'80% dei casi che si Ma trova dentro l'area prende la decisione sbagliata. Il 20% è decisivo, però è questo il discorso. è perché comunque sono giovani. Anche Kulusevski lo vedi che gli manca proprio l'ultima. Cioè arriva in area, fa tipo 2 doppi passi a caso e perde la palla. Mm-mm. Quello c'è. Ma Perché è a giovane. Kulusevski però avrei dato più chance quest'anno, sta giocando troppo poco secondo me. Boh, secondo me in realtà lo sta dosando bene perché non è come altri anni che i giovani proprio non vedevano il campo. Comunque, cioè, alla fin fine sta giocando partite, comunque molte partite titolari, adesso che non c'è neanche Dybala. Però Sì, secondo no. me, vedi, è un po' fuori ruolo là. Esatto. Come Prima seconda punta. punta così, esatto, sì. punta di fianco a Come si Ronaldo. gioca? L'avevo al Non Fantasy so. l'anno scorso che quest'anno e quindi insomma l'ho seguito abbastanza bene e l'anno scorso al Parma giocava esterno sulla tre quarti mi pare, Mhm. oppure esterno di un attacco a tre e quindi sempre non sulla linea di laterale ma neanche troppo vicino alla porta e quello è il Mhm. ruolo che deve fare lui. Invece nella Juve che gioca spesso col 3-5-2, se lo metti esterno è troppo fuori dal gioco, se lo metti seconda punta è troppo vicino alla porta, quindi secondo me non è il suo sistema ideale. Sì, è vero, questo sono qui. d'accordo. Però E neanche vedi, 4-4-2 per lo però stesso discorso. credo che comunque a lui piace giocare punta di fianco a Ronaldo, cioè più abbastanza Vabbè. davanti. E comunque ci sta. Però tipo contro la partita contro l'Inter, nella partita contro l'Inter di Coppa Italia, era titolare, ok? Però non si è visto molto davanti. Non è stato Per molto... niente? Perché in realtà se lo vedevi, lui è stato praticamente a uomo su Brozovic. E infatti Brozovic comunque non l'hai visto troppo. Brozovic Mhm, non sì. ha fatto la Nel primo partita che tempo faceva... no. No, che faceva di solito. Poi vabbè, il secondo tempo secondo me è andato un po' tutto a puttane tutto... Mm. cioè abbiamo lasciato molti spazi, siamo stati molto
chiusi. Però nel primo tempo ha tagliato molto Brozovic. E vabbè, è molto sacrificato in quella zona lì. Però vabbè, è giovane, un po' deve stare a quello che gli dice Pirlo. Passando un attimo Sì, all'Inter, sicuramente crescerà. Mhm. un problema dell'Inter che pensavo avesse anche il Milan con Ibrahimovic e che invece il Milan è venuto fuori non avere, è la dipendenza da un giocatore. Cioè, l'Inter secondo me è tanto dipendente da Lukaku. Sicuramente Infatti, a livello di gioco. il secondo tempo contro la Juve in Coppa Italia, la partita contro la Samp, se non sbaglio, erano entrambe senza Lukaku e sono venute fuori 2 sconfitte. Più che altro sai qual è il discorso? Che l'Inter, anche quando non gioca Lukaku, imposta la partita come se ce l'avesse. E quindi prova la giocata sulla sponda, gioca esterno, mezzala e poi Lukaku, senza Lukaku. Però con Sanchez non puoi appoggiarti, non puoi usarlo come boa e quindi va un po' a puttane. Poi hai un Sanchez al posto di Lukaku che non segna quanto lui e si sente Perché sicuramente. Sanchez Infatti, non è una punta, secondo me, non è da mettere. no, ormai Anche lui è fuori ruolo. non lo è più. Già. Infatti, se esempio- prendeva Dzeko a gennaio, faceva giocare Dzeko al posto di Sanchez, metti contro la Juve, sarebbe stata un'altra partita. Beh, sicuramente. Dzeko è incredibile, cioè è un giocatore secondo Sì, me ha tanto voglia. forte e tanto sottovalutato. Quanto Sì, non dirlo a stronzo, Mattias Dio. che è omosessuale per lui. No, ero. Dai, Adesso è per Ronaldo, Dai, vero? no, dai, a parte gli scherzi. Vabbè, io ti ho sempre detto che vedi, io ad esempio ad attaccanti come, poi parleremo di attaccanti, vabbè. Ad attaccanti come Lewandowski, per dire, che io ammiro molto Lewandowski, per carità, ma è l'attaccante più forte del mondo, ok. Però vedi, io ho sempre preferito tipo Benzema. Ad attaccanti come Lukaku, che non posso togliergli che ha fatto 40 gol la stagione scorsa, non posso togliergli il fatto di essere un trascinatore incredibile, però come preferisco il gioco io, preferisco uno come Dzeko, cioè cosa devo dirti? Non è che... basta. Questo è. Benzema, a Vabbè, proposito di Benzema, ho visto gli highlights della partita contro... cos'era l'ultima? Levante? Quella che ha fatto Sì. doppietta Varane. Contro l'Uesca. Huesca, ecco, Era sì. Huesca Real Madrid, sì. Sì. Varane, allora ne avevamo Fatto parlato, Tra là l'altro, infatti. un po' di tempo fa, non mi ricordo, che tu dicevi che era sottovalutato. Secondo Sì, me dicevamo che era sottovalutato, è la realtà, cioè c'è poco da... Non so, sottovalutato più che altro se ne parla poco, cioè è poco considerato mi sembra. Parla sempre dei soliti 3-4 e boh. più che altro È la perché realtà. comunque c'è ancora Ramos al Real e quindi non è, secondo me, come ti ho detto, il primo difensore a cui pensi quando pensi al Real. Sicuramente se no, invece tipo sicuramente penso no, hai al ragione. Liverpool, chiaramente mi viene in mente Van Dijk, che adesso non c'è, e il Liverpool non sta giocando affatto bene, soprattutto difensivamente. È Ne ha un po' presi il 4 centro. ieri. Sì, Sì. diciamo che una cosa che rende Varane sottovalutato, secondo me, è che non ha lo stesso carisma che hanno altri difensori come Chiellini o Sergio Ramos, appunto, o Van Dijk. In campo. Esatto. Poi sono quei giocatori, secondo me, che in realtà poi si fanno sentire, no? Solo che nei modi almeno sembrano essere più pacati. Bravo. Guarda, Pepe. Però sì, cioè, per essere difensore centrale, titolare Real Madrid, titolare con la Francia, devi avere anche quello, secondo me. La Ma Francia infatti io mi ci dà ricordo- almeno mi ricor- 10 giocatori per ogni ruolo per giocare titolari in nazionale. Teo Hernandez non ha ancora esordito con la nazionale francese. Pensa a te. Ma chi Vabbè. gioca a terzino sinistro? Usawa? Fratello. Roso. Suo fratello? Ma gioca a Sì, terzino? Sì. oppure ci sono i due Mendy. Pavard. Pavard? Mendy, è vero, sì. Beh, secondo No, me tra Teo l'altro- Hernandez comunque più forte di... Sì, ma verrà comunque Cioè, sicuramente. fratello. Cioè... Cioè, Sì, suo anche il suo fratello, fratello. il Bayern Monaco l'ha pagato 80 milioni e fa panchina al Bayern e noi l'abbiamo preso a 20. Vabbè, comunque il Bayern Vabbè, è incredibile come c'è un sacco di... talmente tanti giocatori buoni che veramente i giocatori fanno panchine così a caso.
C'ha tipo Mm. 10 esterni che potrebbero fare i titolari, cioè Sané, Gnabry, Coman, Douglas Costa, cioè Sì, Troppi- Ed è troppi per questo che giocatori la buoni. Bundesliga è bruttina, perché c'è Mm. Bayern Monaco, un po' C'è dietro una squadra il e Borussia mezza. Dortmund, che ha i giovani, vabbè, ma Sì. Borussia non ha mi è sempre esperienza. piaciuta. Il Lipsia che sono soldi e basta. Però comunque l'Ipsia non è soldi come, non so, il City o come il No, sì, sono PSG. soldi spesi bene, quello sì. Sì, Sono i soldi perché ci della sono Red Bull soldi buttati della là, però. Red Bull. Però comunque ci sono strutture. tanti giovani buoni. Escono giovani Mhm. buoni dall'Ipsia, perché comunque adesso Dani Olmo, era uscito Werner, Upamecano in difesa. E cioè hanno, sono e hanno la comunque- rete, cioè hanno una Hanno rete preso Szoboszlai, internazionale che che è secondo me è incredibile. forte. Sì. Mm. Hanno la squadra a New York, la squadra di Salisburgo. Austria, hanno Salisburgo. delle squadre in Sud America, e hanno un bacino di giocatori, hanno dei campus in Africa, sono pieni, hanno un bacino di giocatori da cui pescare che è incredibile. Poi se li Tra l'altro girano. fino a 6, 7, 8 anni fa Red Bull Lipsia era in 8ª divisione, poi è stato sì. comprato e nel giro, adesso non mi ricordo di preciso quanti anni, ha fatto tutta la scalata, è arrivato in Boh, una Bundes. squadra del 2009 tipo, mi pare, no? È appunto. arrivata nel Nel 2009. Nel 2016 era nella seconda, insomma nella Serie B tedesca, nel 2018 arrivava seconda in Bundesliga e andava in Champions. Vedi. Perché comunque Sì, si c'è sono gente fatti qualificata giocare. comunque. Si sono fatti girare i giovani tra le squadre, no? Perché dal Mm. Salisburgo poi andavano lì di là. Ci sta. Ha lanciato anche Mané il Salisburgo qualche anno fa, Sì, sì, sì. non proprio. È vero? Forte. No, ma ne tirano fuori i talenti, Come la Invece, parlando sempre di giovani, di talenti, tanti che non si vedevano negli ultimi anni, cioè non si sono mai visti così tanti a questo livello, americani forti, perché tra Pulisic e McKennie, che a me piace un sacco, Tornando Test, Adams, che è un centrocampista, che è appunto partito dalla New York Red Bull ed è arrivato in Germania, anche quello. sì. No, Anche ma ci Reynolds, sono. che ha preso la Roma, dovrebbe essere un bel giocatore. Che c'era sopra anche la Ok. Juve, mi pare. Ah, sì, Dovrebbe- Infatti poi- l'hanno rubato la Juve, proprio. Sì, c'erano tutte e due, alla fine l'ha preso la Roma, Secondo me vedremo. ha fatto bene ad andare alla Roma. Ah, boh, vabbè, da quello Ma che ho chi? visto, Reynolds. Reynolds. Non ho Tra mai l'altro sentito. viene dal Dallas anche lui. Può essere. McKennie non viene da lì. McKennie sì, dallo è texano, non so viene dallo da. Schalke, ma ha una storia strana perché Sì, dallo Schalke viene, non so da Sì, che suo prima. padre cos'è. era soldato in Germania e quindi McKennie ha sempre girato tra Stati Uniti e Germania. Vabbè, comunque tutto Americano questo soprattutto. penso perché comunque il calcio è arrivato di più in America, mondo più globalizzato e quindi c'è più bacino d'utenza e più talenti che escono. Poi sono in tanti, prima o poi ne esce uno appunto. forte. Sì, adesso Sì, c'hanno poi, una vabbè, generazione di cioè. giocatori buoni. Prima di 5 anni fa c'era Donovan e C'era- l'Alas che aveva giocato al Padova negli anni Bradley. 90. Bradley, Bradley. Michael Bradley, leggenda Porca della Dio. Roma. Sì. Poi quello del Padova è vero, con i capelli lunghi. Poi c'era Come si Tim chiamava Howard, l'attaccante? Tim Sì, Howard, il l'attaccante. portiere. Quello Chi era stragrosso. l'attaccante? Quello alto. No, non era grosso, era secco. Dempsey. Può essere. Dempsey. Sì. Quello che era bravo. Vabbè, mio padre che dice: ma è americano, come fa a essere forte? Ma ascolta, cioè, come Bale. Appena era uscito Bale mi diceva gallese. Gallese ne può uscire uno forte, è uscito Giggs, Infatti. basta. Infatti, Giggs è Bale- uno dei miei giocatori preferiti. Io mi ricordo passavo i pomeriggi a guardare le partite dello United su tipo non so Sport se Italia. Sport Italia, sì, qualche Che cosa. davano i replay del 98. Sì, mi guardavo tipo soprattutto quella squadra con Nani, Giggs, Rooney, Quello era un gran United. grande Cos'era, L'ultimo United. con 2011? lui mi sa. L'ultimo Quello con della Giggs finale? può essere Van Nistelrooy. Ronaldo, Van Nistelrooy, sì. Ferdinand. Ferdinand, Van der Sar forse c'era ancora. Sì. Sì, poi alla fine è stato quello che è andato in finale di Champions.
Sì, o forse l'ultimo grande United. sì, intorno a quegli anni lì. La miglior squadra inglese 2008, del così. primo decennio, Sì, insieme sì. all'Arsenal degli Invincibili. Beh, Mhm. anche il Chelsea, quello di Drogba, Lampard. Sì, Drogba mi piace Beh, però se vabbè, ci non è che pensi era una grandissima squadra. quell'anno in Premier infatti avevano floppato perché poi in semifinale di Champions avevano esonerato l'allenatore, è subentrato Di Matteo che ha vinto la Champions, no? Mhm. Quindi in realtà non c'era, E poi è era un po' sparito. un outsider del Chelsea, dai, Però grande quell'anno in squadra Champions. comunque. E vedevi che c'avevano i fuori No, classe. sì. Anche lì, Sì, comunque, sì. il Chelsea, una squadra che con Abramovich ha buttato un sacco di soldi dal 2000 in poi e i risultati erano Se un po' pensi a quanti altalenanti. giocatori sono passati per di là fallendo miseramente, Shevchenko. Mhm. ma anche Dybala, Torres. No, Dybala no, Morata, Dybala. Torres. Ah, cazzo. Morata, Torres, tutti i giocatori che hanno floppato alla fin fine. Lukaku, De Bruyne, Lukaku. Salah. Ma Vabbè, anche il Lukaku Paris era comunque Saint-Germain giovane. oggi. Paris Anche sì, il Saint-Germain Paris Saint-Germain. non mi Io se- piace come squadra perché sono un sacco di giocatori fortissimi, però buttati là, cioè, senza Però avere adesso che proprio c'hanno senso. Pochettino, secondo Lo me... vedi, io tipo la vedevo così l'anno scorso, 2 anni fa. Ora come ora non lo so, li vedo più quadrati come Poi squadra. comunque sono i stessi Non giocatori, so. sono là da 2 o 3 anni almeno. A parte sì, che a più che proposito di altro... Paris almeno. Saint-Germain devo dire una roba che mi girano i coglioni, che vanno avanti 2 settimane a dire che Barella è il centrocampista più forte italiano. E invece Zaniolo. No, invece è Pellegrini. Zaniolo. No, scusami. No, ma a me C'è Pellegrini piace Verratti, un sacco. Verratti non lo nomina nessuno. Verratti, Barella, no, Verratti. Barella. No, Ha perché fatto 5 ormai gol, Barella è il Ma più forte di Verratti tutti. ormai è fuori dal giro dell'Italia, non chi se ne Verratti fotte. potrebbero cambiargli la Pigli la bandiera. nazionalità francese. Ma sì. E Focati. abruzzese, francese. Verratti. Sì, ok. No, Allora comunque sì. sicuramente è Verratti. Dicono che è Barella No, perché vabbè, è più dai. sotto ai riflettori. No, Chiaro. uno di cui Come si parla sempre, poco come è sempre. No, Pellegrini. non che Barella, cioè, sicuramente se non è il primo è il secondo, però Metterei Pellegrini nel podio, completare. Sì, Pellegrini. Lorenzo della Roma. Sì, mi piace Lorenzo Pellegrini. Vedi che c'è qualcuno che apprezza il talento No, Vabbè, vero. se no chi veramente? cazzo metti? No, No, mica più che altro in me, terzo effetti è posto, vero, cioè però- non è che ci sono tanti centrocampisti italiani così. Ad esempio, Tonali è una sega invece. Tonali. Calabria CC No, meglio. Fatemi un favore. Ma veramente? Ma guarda che Calabria- Tonali... Cioè, ormai mi sono abituato a vedere il Milan che gioca bene, no? Che sì, che aveva i piedi quadrati, che non sbaglia un passaggio. E vabbè, L'unico che Benasser, gioca che è ancora uno dei male. centrocampisti più forti che ci siano in Italia, ma anche in Europa, secondo me. Mhm. Sarà un po' di parte, però Benasser è tanto. No. Benasser è proprio Boh, tanta io roba. posso essere d'accordo. Abbiamo fatto tanta fatica sto mese e mezzo che non c'era. Però Tonali... Ti dico, sai anche chi uno dei centrocampisti che inizio anno non mi piaceva molto, cioè non mi piaceva molto, non mi convinceva più che altro, invece adesso sta iniziando a giocare molto bene, Arthur alla Juve. Anche io ero scettico. All'inizio più che altro non era un po' demoralizzato secondo me, non so perché, lo vedevi che sbagliava passaggi del cazzo, non era in partita, e invece adesso veramente non gli riesce a togliere la palla quando è... Frustrante averlo Ah, contro, sì. posso dirlo. Cioè, c'è stata un'azione contro la Roma che lui era chiuso da 3-4 giocatori all'angolo, è uscito, ha trovato l'unica linea di passaggio e l'ha fatta uscire. Vabbè, è incredibile Sì. Arthur. Ma Secondo lui è me, io te lo straforte. dico, secondo me è più forte. Cioè, la Juve ha fatto un salto di qualità a prendere lui per Pjanic. E Più ci che ha altro- anche io guadagnato. preferisco- Alla lunga, Ci ha secondo me. Ci ha Guadagnato, guadagnato? sì. No, Secondo mi me sa che sì. gli Secondo me ci ha servivano... guadagnato. Sì, ci ha guadagnato secondo me. Beh, è quel giocatore che se non lo conosci, come io non lo conoscevo, non sai cosa aspettarti, perché giocava nel Barcellona, ma è uno dei giocatori un po' alla Busquets, cioè non molto appariscenti. Mhm. poi Però è alla uno di fine- quelli che finisce la partita con il 95% di Esatto. passaggi riusciti, tipo. Esatto. Sì. Vabbè. Però magari non è che uno che, a parte, ha fatto un gol quest'anno, però non è uno che fa gol, cioè è più probabile che No, faccia alcuni assist, però non li... Sì, non è che è Iniesta che dici, vabbè, questo, vabbè, un passaggio di no, Iniesta, è cioè... giocatore. Però fai passaggi semplici, riesci a tenere la palla e quindi l'importante è quello, no? Vabbè,
volete concludere? Sì, dai, concludiamo. E allora devo chiedere, dato che voglio fare sta roba a tutti gli ospiti del Bar Sport adesso, da adesso in poi, così Marco avrà la conferma, adesso io chiederò chi preferiscono tra Messi e Che Ronaldo. gay. No, Che gay gigante. vuoi fare questo sondaggio? Allora, ti spiego, Frade, no? Allora, hai presente che adesso su Twitch streama quel fuorilegge di Bobo Vieri, no? So sei presente. Ok. E tipo allora, parte tutto dal fatto che Marco invia sempre sta cazzo di foto delle sigarette lì Vabbè, che ma io gira non lo Messi dico o per Ronaldo. quello, No, non lo aspetta, dico solo per adesso quello. sì, lo dici per quello. No. E lui dice che la maggior parte delle persone è convinta che Ronaldo sia più forte di Messi. E io sono abbastanza convinto del contrario, ok? Infatti tipo in una live di Vieri è risultato tipo 63% Messi e 37 Ronaldo su tipo 10.000 voti, ok? Quindi te la giro a te la domanda. Così Allora. iniziamo sul sondaggio. Io penso che a talento Messi è più avanti di tutti. Ronaldo è uno che invece ha lavorato duro, cioè ha fatto tanto lavoro, ha fatto tanto allenamento, eccetera. Però tra i due, se devo scegliere, dico Messi proprio per il talento naturale di cui è già predisposto. E questa è una risposta intelligente di Molto persona intelligente, sì, che bravo. ascolta il calcio. Risposta... Ci sta. No, mi è piaciuta. Ci sta. Un'analisi gorda. She stuck with me right now. She ballin' we